Buongiorno, ben ritrovati. La edizione di Focus TG anche in questo sabato 10 gennaio. Allora, tante le notizie di cronaca. Più tardi parleremo anche di Alberto Trentini, perché sono ore decisive al Lido di Venezia. Si attende la notizia che si aspetta da oltre 400 giorni, cioè quello della sua liberazione. Vi faremo vedere anche un messaggio particolare che arriva da Marco Zennaro, che è, lo ricorderete, l'imprenditore veneziano che è stato per un anno in carcere in Sudan e fu liberato nel marzo del 2022, quindi si attende davvero una giornata che potrebbe essere importante, ma fra poco ne parleremo. Come si attende una risposta invece a Rosà per la scomparsa nel giallo dell'ingegner Menegon. Sapete, il consulente che aveva prestato la sua opera anche nella battaglia contro gli autovelox illegali, che è scomparso da giorni. Stiamo raccontando giorno per giorno le fasi di ricerca ormai a tappeto. Vanessa Banzato, buongiorno. Buongiorno a te Nicola, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Hai detto bene, continuano in maniera serrata le ricerche dell'ingegnere Menegon, 78 anni, il super consulente della battaglia contro i velox irregolari. È stato anche perito, chiamato per prestare consulenze anche per diverse procure, a cominciare da quella di Cosenza, conosciuto in tutta Italia proprio per questa lotta a favore e tutela della legalità, soprattutto per quanto concerne la sicurezza sulle strade da parte di automobilisti. Bene, ancora davvero non c'è nulla, non si sa nulla, non c'è nessuna novità. Le ricerche, dicevo, continuano, proseguono. Ci sono i carabinieri al lavoro, ci sono i vigili del fuoco che proseguono, continuano a setacciare l'intero territorio con l'aiuto anche dei sommozzatori, dei mezzi fluviali, come abbiamo riportato anche nei giorni scorsi. È arrivato anche un comunicato da parte del comune di Rosà, da dove sarebbe scomparso Menegon, proprio dalla sua galleria di via Garibaldi, pare il 3 di gennaio scorso, l'ultima volta che sarebbe stato visto, grazie anche ad alcune telecamere della videosorveglianza di un privato. Questo tavolo di lavoro che si è tenuto in comune a Rosà, tra tutte quante le forze che sono implicate in questo grande lavoro di ricerca dell'ingegnere Menegon, proseguono in maniera incessante, però ancora nessuna novità, come nessuna novità ha tra l'altro anche la sorella di Antonio Menegon, Gigliola Menegon, che abbiamo raggiunto proprio davanti alla galleria d'arte gestita dal fratello. Allora chiederei alla regia di lanciare l'intervista che abbiamo raccolto. Non si fermano le ricerche di Antonio Menegon, l'ingegnere di Tezze sul Brenta, consulente della battaglia contro velox irregolari, scomparso all'inizio del mese dalla sua galleria d'arte di Rosà. Proprio davanti all'edificio di via Garibaldi, dove è stato visto l'ultima volta, abbiamo incontrato la sorella Gigliola Menegon. Il 3 mattina era qua, è partito da qua, ha lasciato qua tutto, come ben sappiamo, ben sapete, e non si è più visto, non ha dato più notizie, non abbiamo più notizie, i carabinieri stanno lavorando, però niente di più sappiamo, è un dilemma. Senta, tra l'altro anche tutte le questioni legate a possibili accessi al suo PC per cercare file che potrebbero risultare scomodi, vista anche la sua attività. Questo cosa le fa pensare? Beh, penso che sia tutta l'attività investigativa che giustamente devono fare per riuscire a capire cosa può essere successo. Questa galleria era la grande passione di suo fratello? Sì, era la grande passione, lui ci viveva qua praticamente. È chiusa, adesso è chiusa, ma su veramente le sue opere sono tantissime. Riusciva a integrare, a unire così questa grande passione per l'arte a questa passione per la legalità? Beh, per lui era veramente, negli ultimi anni, se l'aveva presa proprio a cuore. Si sa che aveva scritto 2 libri e anche l'ultimo che non era forse proprio un libretto, proprio sulla giustizia e sulla legalità. Si era tanto battuto per
per la giustizia ad esempio anche degli automobilisti, quindi questi autovelox non omologati. Lui era molto afferrato. Mio fratello è una persona di grande cultura, è poliedrico, cioè non se ne intende solo di una cosa e quando si impegna va a fondo. Non lascia nulla al caso? No. E pur sapendo che avrebbe toccato dei nervi scoperti è andato avanti lo stesso, insomma, ecco. Secondo lei è proprio su questo che bisognerebbe lavorare? Non lo so. Sicuramente bisogna lavorare su questo. Come le avevo detto l'altra volta, noi familiari speriamo solo che si tratti sempre di una pausa che ha voluto prendersi. Insomma, davvero tutte le ipotesi sono scandagliate, sono aperte, non si sa se possa essere stato, come sperano d'altro canto i familiari, se è stata una fuga volontaria, un allontanamento volontario, o se invece ci sia sotto qualcosa di più serio, di più grave, legato proprio alla sua attività. Abbiamo sentito la sorella che ha dichiarato: lui non si è fermato mai davanti a nulla, se era convinto di una cosa andava avanti senza problemi, senza timore, soprattutto da capire, ecco, se proprio questa sua volontà di non fermarsi davanti a niente poi possa essere tra le cause della scomparsa dell'ingegner Menegon. Per il momento da Rosà è tutto. Nicola, ti ricevo la linea. Grazie a Vanessa Banzato. E poi c'è la scomparsa da 3 giorni di una donna di 22 anni, Annabella Martinelli. Siamo nel Padovano, uscita di casa il 6 gennaio dalla sua abitazione di Padova, la vedete. Da quel momento di lei la famiglia non ha avuto notizie. L'ultimo segnale del telefono cellulare è stato agganciato a Teolo, nei Colli Euganei, dove sono concentrate in questo momento le ricerche. La prefettura che coordina le ricerche ha allestito il centro nella piazza di Teolo con il supporto del comune. Nel pomeriggio di ieri la zona è stata sorvolata dall'elicottero dei Vigili del Fuoco, mentre il Monte della Madonna è stato perlustrato dai volontari della protezione civile comunale che stanno collaborando, e quindi c'è ansia per questa 22enne Annabella Martinelli. L'ansia è, lo dicevamo prima, anche quella ormai da più di 400 giorni per Alberto Trentini, detenuto in Venezuela. L'accelerazione in questi giorni dopo la caduta del regime di Maduro con l'attacco degli Stati Uniti. Allora di giorno in giorno crescono le speranze per il cooperante del Lido e proprio in queste ore arriva un messaggio speciale ad Alberto Trentin da Marco Zennaro, l'imprenditore veneziano, lo ricorderete, che per un anno rimase in carcere in Sudan, quindi ha vissuto un'esperienza molto simile a quella di Alberto Trentini. Fu liberato nel marzo del 2022. Sentite il messaggio di Zennaro. Buongiorno Alberto, mi riferisco direttamente a te, come se ti potessi sentirmi, perché capisco molto questa situazione che stai vivendo, avendola anch'io un po' trascorsa. Sono i momenti dove sembra tutto che si sia risolto, ma bisogna tenere salda la barra dei comandi e essere tranquilli perché la soluzione è vicina, ma non è ancora stato risolto. Mi ricordo ad esempio nel mio caso dove sembrava tutto risolto e mi ricordo col dottor Vignali andati all'aeroporto per 3 volte prima di prendere il volo che mi riportasse a casa, per tutta una serie di circostanze al di fuori del nostro controllo. La situazione in Venezuela deve essere molto confusa e in continua evoluzione. Ci auguriamo che da un momento all'altro la notizia che tutti stiamo aspettando qui a Venezia arrivi. So che c'è molta trepidazione, capisco anche tutta l'ansia che possono provare i tuoi genitori. La cosa principale che mi sento di dire è di mantenere la salda la barra dei comandi e essere sereni, non fare cose avventate,
ci siamo e quindi veramente con la preghiera, con la speranza, con tutto quello che necessita il caso, domani ti aspettiamo qua, e se non è domani sarà dopodomani, e se non è dopodomani sarà prima possibile, perché tutti quanti ci auguriamo che questa storia finisca ed è arrivato il momento. Forza Alberto. È arrivato il momento, così dice Marco Zennaro, il momento dopo oltre 400 giorni, si spera il momento della liberazione dopo oltre 400 giorni di detenzione, più di un anno di odissea e anche di manifestazioni, di richieste, di appelli. Detenuto da oltre 400 giorni nel carcere di El Rodeo, vicino alla capitale del Venezuela, Caracas, i motivi dell'arresto di Alberto Trentini non sono mai stati realmente chiariti. Il cooperante umanitario 46enne del Lido di Venezia era arrivato a ottobre 2024 nel paese sudamericano per portare aiuto alla popolazione. Il 15 novembre, mentre da Caracas si spostava nel sud-ovest del Venezuela, viene fermato a un posto di blocco insieme all'autista che lo stava accompagnando. I funzionari del servizio amministrativo per l'identificazione, la migrazione e gli stranieri non spiegano le ragioni del gesto, lo prelevano e da allora è detenuto nel penitenziario nello stato di Miranda, a circa 30 km dalla capitale, imprigionato molto probabilmente solo come ostaggio politico. Il caso scoppia a gennaio 2025, la famiglia e la politica chiedono un'interrogazione parlamentare al governo per chiarire la situazione. Nel frattempo del cooperante si perdono le tracce, i contatti sono difficili, la madre Armanda Colusso chiede alla stampa di non smettere di parlare di suo figlio, fare pressione mediatica affinché venga liberato. Iniziano i presidi, a metà gennaio la prima fiaccolata, poi il digiuno a staffetta. Dopo mesi di silenzio, Trentini ha potuto telefonare alla famiglia per la prima volta dopo più di 100 giorni di detenzione. 3 in tutto i contatti che il 46enne ha avuto con la famiglia, contatti avvenuti solo dopo pressioni diplomatiche e le visite da parte dell'ambasciatore italiano in carcere. Alberto Trentini ha voluto rassicurare sulle sue condizioni di salute. Impegno costante da parte dell'avvocata Alessandra Ballerini e quello della madre per riportarlo a casa. Ricordiamoci che fino ad agosto il nostro governo non aveva ancora avuto alcun contatto telefonico con il governo venezuelano. Fino ad agosto. E questo dimostra quanto poco si sono spesi per mio figlio. Critica alla famiglia e le associazioni che in questo tempo hanno denunciato la lentezza e la mancanza di trasparenza nella gestione del caso. Dal governo al ministro degli esteri Antonio Tajani, così come la premier Meloni, hanno riferito di essere sempre in contatto con le autorità competenti. A Venezia, città natale del cooperante, il patriarca si è espresso in 2 occasioni chiedendo la sua liberazione, la messa della salute e quella del Redentore. Voglio ricordare una persona che è privata della libertà da più di un anno, Alberto Trentini. Unanime la vicinanza del mondo politico e culturale del paese alla famiglia Trentini. Le manifestazioni per chiedere la sua liberazione sono state svolte in tutta Italia. Poco prima di Natale il presidente Mattarella ha telefonato personalmente alla madre per esprimere solidarietà e vicinanza, evidenziando la preoccupazione dello Stato italiano. La piaga, la tragedia dei morti sul lavoro. Fra poco ci colleghiamo con Federico Fusetti. Ieri la tragedia di un 59enne schiacciato da una pressa a Este, però prima c'è un aggiornamento di cronaca. Muore durante un turno notturno di vigilanza al cantiere olimpico. Siamo a Cortina d'Ampezzo. La scorsa notte un uomo di 55 anni è deceduto mentre stava lavorando alla sorveglianza di una struttura per Milano Cortina 2026. Il lavoratore era all'aperto, esposto alle temperature rigide dell'inverno ampezzano. I familiari hanno presentato una denuncia all'autorità giudiziaria chiedendo e ottenendo il sequestro della salma e l'autopsia. Secondo quanto riferito dai militari, l'uomo avrebbe più volte manifestato preoccupazioni e lamentele in merito alle condizioni di lavoro, ai turni notturni prolungati e alla mancanza di adeguate tutele, elementi che rendono necessario un approfondimento giudiziario. E quindi è una vittima sul lavoro che peraltro aveva segnalato più volte la problematica e che irrompe anche nel cantiere olimpico con le Olimpiadi ormai alle porte. Una vittima sul lavoro che a questo punto diventa la 4ª vittima sul lavoro in Veneto, la 3ª ieri a Este. Ci racconta tutto Federico Fusetti, che si trova invece però di fronte all'abitazione della vittima, un 59enne a Sant'Elena. Buongiorno Federico.
Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Focus TG. Sì, la vittima è Zexnet a Vili e siamo davanti alla sua abitazione qui a Sant'Elena di Este. Abbiamo parlato con i familiari, i parenti che sono davanti alla sua casa, che lo stanno ricordando. Non c'è molta voglia da parte loro di commentare quello che è accaduto. Stanno attendendo anche la moglie che deve rientrare a casa ed era un po' il sogno di questo 59enne, quello di potersi costruire una nuova abitazione, anche perché aveva trovato la stabilità nel lavoro. È arrivato dall'Albania una decina di anni fa, ora lavorava alla SESA, che è un'azienda di trattamento dei rifiuti, un'azienda municipalizzata nella quale il 51% delle azioni appartiene al comune di Este, che subito ha dato la massima collaborazione alle autorità e insomma si stringe alla famiglia, anche se non ritiene di fare ulteriori commenti. Allora, come dicevamo, cos'è accaduto? Che ieri pomeriggio questo 59enne è rimasto schiacciato da una pressa che gestisce il trattamento della carta, un incidente, un infortunio mortale tra l'altro molto simile a quello avvenuto soltanto 3 giorni fa a Borgorico nell'Alta Padovana. Un uomo ben voluto da tutti, molto dedito al lavoro, con questo sogno insomma di dare alla famiglia una nuova abitazione e una stabilità. Tutti avevano ottenuto la cittadinanza italiana, la moglie, anche le 2 figlie. Il 59enne dunque, come dicevo, è rimasto schiacciato da questo macchinario in maniera improvvisa, e saranno ovviamente le indagini dello Spisal e dei Carabinieri a dover ricostruire poi in realtà quello che è accaduto. Molti gli interventi, i sindaci dei comuni interessati, ma anche la CGIL con il segretario provinciale dell'FP CGIL che è intervenuto su questa ennesima tragedia che sentiamo insieme. Intanto permettetemi di fare le mie condoglianze alla famiglia del manutentore morto e esprimere la mia piena solidarietà ai colleghi che hanno vissuto questo dramma. La morte di una persona non è un elemento accettabile, un luogo di lavoro non è un luogo di mattanza, non può continuare a persistere questa strage che c'è sull'intero territorio nazionale e che ha colpito Padova anche in questo inizio di anno. Il lavoro deve tornare a essere sicuro, deve essere un elemento di centralità, l'uomo è la centralità in questo ragionamento e non certo l'economicità. Proprio per questo dobbiamo continuare un percorso di mobilitazione, non possiamo certo fermarci a questi passaggi, non possiamo certo abituarci a tutto ciò. Ecco, abbiamo incontrato anche altri vicini della famiglia Halili, ma insomma non c'è voglia di raccontare al microfono poi in realtà quello che è accaduto, anche se insomma tutti concordano sulla figura del 59enne, una figura davvero molto seria e dedita al lavoro. Purtroppo l'ennesima tragedia, come dicevamo, per il momento poi raccoglieremo altre voci nelle nostre prossime edizioni, le ascolteremo insieme, però per il momento Nicola, io e Cristian Roccaiende ti restituiamo la linea. Grazie a Federico Fusetti. La tragedia di Capodanno con la morte di Andrea D'Agostini, morto appunto nel laghetto di Camisano Vicentino, l'addio lunedì nella chiesa di Taggì di Sopra. Si terrà lunedì 12 gennaio alle 15 l'ultimo saluto da Andrea D'Agostini, il pescatore di 22 anni morto nella notte di Capodanno nel laghetto di Via Rumora, Camisano Vicentino. Il funerale verrà celebrato nella chiesa di Taggì di Sopra, frazione di Villafranca Padovana, dove viveva con la madre. La procura di Padova ha concesso il nulla osta per le esequie dopo aver deciso di non disporre l'autopsia sul corpo del giovane, morto in circostanze ancora da chiarire. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, però, il 22enne sarebbe caduto nelle gelide acque del laghetto senza il coinvolgimento di terze persone. Andrea stava infatti festeggiando la notte di San Silvestro con alcuni amici quando è avvenuta la tragedia. Purtroppo, nonostante il pronto intervento dei sanitari, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Oltre a mamma Mariangela Allegro, Andrea lascia papà Franco e parenti e amici che lunedì si stringeranno per dargli l'ultimo saluto.
Morte in conseguenza di altro reato e cessione di sostanze stupefacenti sono le ipotesi di reato contenute nell'avviso di garanzia inviato dalla Procura di Treviso ai 5 indagati per il decesso, per la morte di Alex Marangoni, il barista 25enne di Marcon, trovato cadavere, lo ricorderete, nel Piave dopo 2 giorni di ricerca il 2 luglio 2024, il giallo di Alex Marangon. Si tratta di Alexandra Diana da Sacco, moglie del conte, e da Sacco è proprietaria dell'abbazia di Vidor, dove si è consumata la tragedia, di Andrea Zuin e della compagna Tatiana Marchetto, ovvero gli organizzatori del rito sciamanico, e dei 2 curanderos colombiani tuttora irreperibili, Johnny Benavides e Sebastian Castillo. Tutti indagati per i 2 reati, cioè la cessione di sostanze stupefacenti e la morte di Alex Marangon, che sarebbe avvenuta proprio in conseguenza della somministrazione delle droghe, perché dalla cessione, dall'assunzione di questo tipo di droghe sarebbe derivata poi la morte di Alex, precipitato dalla terrazza sul Piave ad un'altezza di circa 15 metri. In più il PM ha fatto recapitare agli indagati e ai loro legali e anche alla famiglia Marangoni e ai suoi difensori la comunicazione che verrà finalmente eseguito l'esame tossicologico sul capello dei partecipanti al ritiro avvenuto dal 28 al 30 giugno 2024. Questo è il primo importante passo per l'accertamento della verità sulla morte di Alex, dice il legale della famiglia Marangon, Stefano Tigani. Si cerca verità piena da parte della famiglia di Sergiu Jutarna anche per l'omicidio di Mira. Come sappiamo c'è un complice ancora in fuga e che ha fatto perdere le sue tracce in zona Gorizia. C'è ancora molto da dire di quella notte e del movente. Non ho avuto modo di vederlo né di sentirlo né ieri. Dubito anche oggi, perché immagino che non sarà ancora stato autorizzato ai colloqui, se no mi avrebbe contattato. Confido di sentirlo domani e certamente lo vedrò a inizio settimana. Mentre gli investigatori continuano a cercare il complice, il vigile 40enne Riccardo Salvagno, presunto assassino di Sergiu Jutarna, da Venezia è stato trasferito in un altro carcere dove con tutta probabilità parlerà nuovamente col suo legale all'inizio della prossima settimana. Intanto continuano a emergere dettagli sulla sua vita e personalità, tra chi lo definisce una persona espansiva e socievole e chi a tratti paranoica, spesso vittima di supposizioni o congetture, racconta qualcuno, arrivando a scorgere complotti anche dove non c'erano. Aveva iniziato a lavorare nella polizia locale di Venezia nel 2022, dopo la mobilità per lo scambio con un collega. Arrivava da Padova, ma durante il Covid era stato sospeso per aver scelto di non vaccinarsi. In Laguna ha lavorato per un periodo nel settore casa, ma dopo aver manifestato alcuni problemi di relazione con la struttura in cui operava è stato spostato alla centrale operativa, dove aveva iniziato a utilizzare le telecamere della control room a scopi personali. Quindi era stato trasferito. La scorsa estate è andato in crisi, assentandosi per qualche tempo, e gli è stata ritirata temporaneamente la pistola d'ordinanza. Poi il reintegro. Ho appreso oggi, ascoltando una vostra intervista al comandante della polizia locale di Venezia, cosa che io non sapevo, che il Salvagno era stato progressivamente demansionato, evidentemente per delle situazioni che erano emerse. Aspetti che l'avvocato approfondirà insieme a quelli sulla personalità di Salvagno, senza escludere, qualora si rivelasse utile, la richiesta di un'eventuale perizia psichiatrica. Sono emerse delle criticità, ecco, uso questo termine un po' generico ma volutamente, delle criticità che evidentemente anche in forza di ciò che è stato reso pubblico, cioè questa intervista del comandante della polizia locale, meritano una valutazione più approfondita, quindi anche valutazioni tecniche, specialistiche, che possono eventualmente essere utili anche nella ricostruzione di un fatto. Galletti dichiara anche che il suo cliente non avrebbe confermato di aver sparato. Ha un ricordo vaghissimo di alcune fasi di questo incontro, ha dato una sua spiegazione, ha, ripeto, ricostruito la vicenda per come in questo momento lui di cui per questo momento ha un ricordo. È ovvio che mi appoggerò o riterrò necessario individuare un tecnico, un consulente a cui affidare una serie di quesiti
funzionali eventualmente ad una successiva poi valutazione peritale, nel contraddittorio ovviamente con la procura. 5 giorni prima di premere il grilletto nel pomeriggio di Natale, Salvagno tempestava il cellulare di Tarna con messaggi minatori: preparati, ti darò la caccia. La notte seguente i due si erano affrontati in strada. I carabinieri hanno ricostruito giorni interi di litigi e insulti tra i due. E dietro al delitto potrebbe esserci anche altro, come il video compromettente in cui si vede Salvagno assieme a una cubista in un nightclub. Al momento l'accusa è di omicidio e in concorso con un complice. E poi c'è la famiglia con la madre Anastasia che chiede pubblicamente la verità, giustizia ma anche riservatezza. Mi rivolgo alla cronaca, ai giornalisti, a tutti i cittadini, chiedendo con rispetto la massima riservatezza e sensibilità di fronte al dolore per la tragedia che ci ha colpito. Fino a quando non saranno disponibili gli esiti e i risultati definitivi, confidiamo nella comprensione. Sono le toccanti parole che Adriana Burghelea, la mamma di Sergiu Tarna, il 25enne morto assassinato con un colpo di pistola alla tempia, ha affidato in un post pubblico a Facebook. Confida nella verità della giustizia per la morte di suo figlio. Non ho portato i miei figli in Italia per fargli trovare la morte. Prosegue in un dolore composto ma ricolmo di rabbia e risentimento davanti a una tragedia, dice, ancora senza un perché. Interrogativo alla cui risposta potrebbe provenire dal video girato all'interno del nightclub di Tessera, frequentato sia dalla vittima che dal suo assassino. Ma qui è vietato girare dei video, ci dice il gestore del locale, da noi raggiunto al telefono. In queste ore si presenterà dai carabinieri per fornire la propria versione dei fatti. L'uomo riferisce che Riccardo Salvagno, indicato dalla procura come presunto killer, era un cliente del locale. A riconoscerlo sarebbe stato uno dei suoi barman, dopo aver visto la fotografia del vigile urbano diffusa dalla stampa. Sembrerebbe che l'agente della Municipale di Venezia si fosse invaghito di una delle ballerine e per questo mal sopportava che altri all'infuori di lui potessero prestare quell'attenzione o peggio che le stesse venissero date ad altri oltre a lui a causa della sua gelosia bramosa, ossessiva, che a tratti pare degenerasse in una vera e propria paranoia, raccontano gli amici. Risposte che potrebbero arrivare direttamente da casa dell'agente arrestato con l'accusa di omicidio, ma anche oggi il campanello di via Moranzani 43 a Malcontenta suona a vuoto. E adesso la badante killer, 2 omicidi e 7 avvelenamenti di anziani assistiti, l'apertura ieri del processo in Corte d'Assise. Giustizia per le persone che sono state colpite, le famiglie soprattutto che hanno perso i loro genitori, i loro papà, le loro mamme, quello sì. È questo che chiedono alcuni dei parenti delle vittime presenti in aula all'udienza in Corte d'Assise nel processo contro Paola Pettinà, la falsa badante di Sandrigo, accusata di 2 omicidi, 3 tentati e lesioni gravi a 4 anziani che avrebbe dovuto accudire. La donna 47enne non era presente in aula, è rimasta infatti nel carcere di Montorio dove è detenuta da oltre un anno. Il suo legale ha visto rigettato ancora una volta la richiesta di rito abbreviato che avrebbe consentito la riduzione di pena di 1/3. La donna rischia ora l'ergastolo per aver somministrato farmaci e soprattutto benzodiazepine che hanno portato alla morte e gravi intossicazioni. Il rammarico di alcuni familiari delle vittime che, sospettando qualcosa, avevano cercato di fare chiarezza. Io avevo questi sospetti, una volta avevo chiamato i carabinieri di 2 ville e ho chiesto: ma io posso mettere delle telecamere in casa per registrare quando non ci siamo cosa fa la mamma? E loro mi hanno risposto: no signora, c'è una legge sulla privacy, deve mettere comunque un cartello con scritto locali videosorvegliati. E ho detto vabbè, ma allora se io metto sto cartello e avviso chi c'è dentro che è controllata, è ovvio che non fa più niente.
L'udienza di oggi è servita soprattutto per calendarizzare i prossimi appuntamenti dedicati all'istruttoria che si profila tutto sommato snella nonostante la mole di perizie e testimonianze che andranno acquisite. C'è stata l'acquisizione con il consenso delle parti di tutti gli atti di indagine preliminari, quindi la Corte si riunirà molto probabilmente nelle prossime settimane per analizzare tutto il compendio probatorio, oggetto di indagini molto approfondite della Procura, e quindi sarà molto snella l'istruttoria dibattimentale. Appuntamento il 26 gennaio con la deposizione del luogotenente contessa della Polizia Giudiziaria, colui che ha seguito le indagini fin dall'inizio. L'imputata sarà sentita invece dopo l'udienza del 10 aprile. Cruciale sarà accertare un elemento essenziale. Se le somministrazioni di queste sostanze benefiche, benzodiazepine, hanno cagionato o meno la morte, le lesioni o il tentato omicidio che sono contestati nel capo di imputazione, e quindi il nodo gordiano, come lo ha definito il pubblico ministero, è proprio l'audizione dei consulenti che sono stati nominati dal GIP in fase di indagine preliminari e che hanno dato poi vita a questa perizia assunta in incidente probatorio per dimostrare l'esistenza del nesso di causalità e quindi una responsabilità per le fattispecie di reato contestate all'imputata. Allora torniamo al Lido di Venezia. Abbiamo visto nella prima parte della TG l'appello, le parole importanti, anche il messaggio di Marco Zennaro, che ha vissuto per oltre un anno incarcerato in Sudan prima della liberazione. Quell'appello, resistere, a restare sereno, perché capisce, comprende anche questi momenti di sospensione. Sono davvero momenti di sospensione anche al Lido di Venezia, dove c'è sempre il nostro Lorenzo Maier che ci aggiorna davanti a casa di Alberto Trentini. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Nicola, a te i nostri telespettatori. 12:30 ora italiana, 6:30 del mattino in Venezuela. Ricordiamolo sempre perché la giornata in Venezuela è appena cominciata e quindi come ieri sera del resto anche qui al Lido di Venezia si torna a sperare, ci sono le trattative in corso. Vi do qualche dato che ho registrato poco fa da una fonte molto qualificata vicina all'ambasciata di Caracas. Sono all'incirca 400 i prigionieri internazionali in attesa di rilascio, quindi i venezuelani, gli italiani, europei, circa 400 i detenuti che sperano in una scarcerazione. Gli italiani sono circa 25-28, questo è l'ordine di grandezza, ne sono stati scarcerati al momento uno e uno è in attesa c'è l'ordine di scarcerazione che deve essere eseguito almeno fino a pochi minuti fa. Questo per dire che cosa? Che la situazione è in evoluzione, che viene monitorata costantemente dall'ambasciata, che non si deve disperare, si deve cercare di restare abbottonati nella realtà e vedere ora per ora quello che succede. Un'altra novità che posso dirvi, siamo riusciti a raggiungere i parenti di Piglieri, che è l'italiano che è già stato scarcerato. Loro hanno riferito che sono stati avvertiti della carcerazione circa un'ora prima di quando poi è accaduto tutto ciò, per cui quello che magari non succede in giorni e giorni poi può succedere, quello che ci auguriamo tutti, da un momento all'altro. Ma siamo in compagnia di Emilio Guberti, presidente della municipalità di Lido Prenestina, che ringrazio per averci raggiunto qui. Anche la sua non è una presenza casuale, ma è una presenza che testimonia come le istituzioni anche locali, oltre ovviamente al quadro internazionale, al governo, alla Farnesina eccetera, stanno seguendo con attenzione e con partecipazione, direi il caso di Alberto Trentini, qui sotto casa di Alberto, per dimostrare anche la vicinanza della municipalità. Presidente. Sì, una vicinanza che abbiamo voluto avere sin dall'inizio, seppur con toni abbastanza pacati
come ci è stato indicato e chiesto dalla stessa avvocato della famiglia, ma la partecipazione della municipalità e del Comune di Venezia è sempre stata molto attiva. Speriamo che si stia giungendo veramente al termine di questa vicenda assurda perché a tutt'oggi non se ne conoscono veramente i motivi di questa incarcerazione, che ha buttato nell'angoscia non solo Alberto ma soprattutto la famiglia, che vive da più di un anno in questa situazione di attesa trepidante, senza notizie, senza collegamenti. Quindi immagino quello che stiano vivendo e spero che si ponga veramente fine a questa vicenda con il ritorno a casa di Alberto, così come quello di tutti gli altri detenuti in questo momento. Ecco, municipalità che è stata tra i primi enti locali qui a Venezia anche a rendere concreto, con un piccolo segno ma visibile, questa vicinanza, diciamo mettendo alle sue finestre del palazzo municipale uno striscione per Alberto. Certamente avevamo chiesto anche di andare oltre allo striscione, che abbiamo accolto favorevolissimamente di appendere anche con delle iniziative, però ripeto, su indicazione dell'avvocato della famiglia c'era stato chiesto di tenere dei toni bassi proprio per evitare una polemica e che la cosa si potesse inasprire. Ecco, e adesso continueremo a seguire la vicenda, la municipalità è presente. Ecco. Certamente sì, e se siamo disponibili a qualsiasi iniziativa ci venga chiesto di poter intraprendere. Ecco, ricordiamo che per ora la consegna della famiglia attraverso l'avvocato Alessandra Ballerini, che si sta spendendo tantissimo, quella di mantenere un profilo basso per non rischiare di ostacolare involontariamente eventuali trattative, e ricordiamo gli appuntamenti un po' di oggi, nel senso che ci sarà un altro momento forte questa sera alle 18:30 nella chiesa qui in fianco che Edoardo Paris vi mostra. Ci sarà la celebrazione della messa prefestiva, in cui, come avviene da oltre un anno, si ricorderà e si pregherà in maniera intensa per Alberto, per la sua famiglia, una preghiera che non è mai mancata in questo periodo. Anche questo sarà un appuntamento da seguire, in attesa di capire che notizie riceveremo dal Venezuela. Nicola, hai domande? Chiarissimo, sei stato chiarissimo. Allora continua il nostro presidio al Lido di Venezia con il grande Lorenzo Maier. E allora poi chiaramente, come sempre, se ci sono poi aggiornamenti richiedici alla linea. Noi restiamo sul pezzo, restiamo al Lido. Grazie davvero e buon lavoro. Allora, noi adesso andiamo velocemente in pubblicità e c'è ancora molta cronaca di cui parlare, ancora furti, ma poi c'è anche un caso che riguarda le scuole a Treviso in questi giorni, cioè il calo delle temperature da una parte e il problema ai riscaldamenti all'altra, che tra ieri ma anche oggi continua il problema, ha portato alcuni studenti a scioperare oppure a restare a casa perché le aule sono al freddo. Ripartiremo da questo subito dopo la pubblicità. Questa è un'aula dove la temperatura è di 13 gradi. E gli studenti sono andati tutti a casa. Giustamente, hanno tutto il diritto di protestare, insomma 5-6 ore dentro qui seduti fermi, non è un buon modo di fare scuola. Aule gelide da 3 giorni e studenti che dopo aver manifestato davanti ai cancelli sono tornati a casa. Al Sansovino Obici di Oderzo oltre il 50% degli alunni non ha fatto lezione per le temperature troppo basse in diverse classi dell'istituto. È questa una delle scuole superiori della Marca dove si sono verificati problemi all'impianto di riscaldamento tali da impedire il regolare svolgimento delle lezioni. Oltre che all'istituto di Oderzo, le situazioni di maggiori criticità si sono verificate a Treviso nella succursale del Riccati Luzzati di via San Pelaio. Anche qui stamattina molti studenti sono tornati a casa. E poi lezioni con giubbotti e piumini addosso o stufette elettriche accese al Duca degli Abruzzi, al Liceo da Vinci, al Canova, al Mazzotti e ancora al Veronese di Montebelluna, al Da Collo e Marconi
Marconi di Conegliano all'Istituto Verdi di Valdobbiadene. Una decina i plessi scolastici in difficoltà a causa del freddo nelle classi, determinato da problemi agli impianti di riscaldamento rimasti spenti per le vacanze di Natale e dal brusco abbassamento delle temperature degli ultimi giorni. Sosteniamo che faccia veramente molto freddo nelle aule e non sia possibile seguire le lezioni in questa maniera, in quanto il freddo si percepisce anche tanto. Speriamo che la provincia possa fare qualcosa, anche perché il nostro preside sta facendo di tutto e chiediamo solamente di essere ascoltati e aiutati. In attesa del ripristino dei riscaldamenti assicurati dalla provincia per lunedì, alcune scuole per la giornata di domani garantiranno le lezioni spostando gli alunni. È il caso del Riccati Luzzati che, vista la settimana corta di alcune classi della sede centrale, trasferirà solo per la giornata di sabato gli studenti della succursale di San Pelaio nella scuola di Piazza Vittoria. Minime di qualche giorno di diversi gradi sotto lo zero, edifici freddi dopo le 2 settimane di vacanze natalizie, cui si sono aggiunti guasti e problemi agli impianti di riscaldamento più vecchi. Una serie di concause che hanno fatto sì che in diverse scuole della Marca il rientro in classe il 7 gennaio sia stato in aule gelide, tali da impedire in alcuni casi il regolare svolgimento delle lezioni. La provincia di Treviso, ente competente per le scuole superiori della Marca, sta intervenendo per risolvere le criticità. La provincia gestisce oltre 110 edifici scolastici per 40.000 studenti e quindi già questi numeri ci danno la complessità della situazione. Si sono verificate una serie di fattori concomitanti legati al periodo di chiusura prolungata per le vacanze natalizie e l'abbassamento repentino delle temperature, che ha causato una serie di problemi in alcuni edifici. Allora, la provincia ha affidato da tempo, da anni, il servizio complessivo di gestione degli impianti a Unedit. Abbiamo attivato tutte le procedure amministrative possibili e le contestazioni, però quello che a noi interessa è che venga ripristinato il servizio al più presto e contiamo lunedì di riportare la situazione alla normalità. E si sta valutando in alcuni casi di procedere con dei bypass provvisori piuttosto che con dei sistemi integrativi di riscaldamento temporanei. I tecnici stanno lavorando per ripristinare il corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento. Nel frattempo la provincia sta anche valutando le contestazioni del caso al servizio di manutenzione incaricato secondo quanto stabilito dal contratto. A posteriori agiremo laddove servirà con le contestazioni rispetto a coloro che stanno gestendo il servizio del calore, ma l'attenzione è concentrata nel dare la possibilità ai ragazzi di tornare al più presto presso le loro scuole in condizioni di normalità. Mi scuso per i disagi causati da questa situazione, ringrazio gli studenti, i docenti e tutti coloro che stanno collaborando a gestire questa emergenza che, ribadisco, spero possa essere messa a regime e conclusa entro lunedì. E infatti anche oggi ci sono stati di nuovo problemi, uno sciopero alla Palladio, uno sciopero degli studenti alla Palladio, sempre di Treviso. Siamo tornati dunque in diretta con questa situazione delle scuole della Marca, di alcune scuole della Marca. Paura invece in una scuola elementare di Tre Baseleghe dove si è attivato l'impianto antincendio. Fortunatamente non falso allarme, ma sono stati evacuati 130 bambini. 13 classi evacuate, insegnanti impegnati a far uscire tutti i circa 130 studenti in ordine mentre erano impegnati nelle lezioni. È accaduto a Tre Baseleghe, dove l'attivazione dell'impianto antincendio nella scuola primaria ha fatto scattare le misure di emergenza. In realtà non si è trattato di un principio di incendio, ma della rottura del vetro che protegge il pulsante di comando nel corridoio del piano seminterrato dell'edificio. A quel punto, pur senza fuoco o fiamme reali, la sostanza dell'impianto si è diffusa nei corridoi e nelle aule, creando una nebbia che è sembrata fumo. A quel punto sono scattate le procedure di evacuazione e la richiesta di soccorso. Sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto e di Cittadella, che hanno eseguito i controlli tecnici e verificato l'assenza di situazioni di rischio. Con il supporto di tecnici ed elettricisti, l'impianto è stato ripristinato senza danni alle persone o all'edificio e l'episodio si è concluso così senza conseguenze. Le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì. Resta da accertare se il guasto sia stato accidentale o causato volontariamente da qualcuno. E poi la piaga dei furti, come quello avvenuto in una farmacia. Siamo sempre nel padovano ad Arzer Grande, rubato il fondo cassa.
Colpo alla farmacia Ciato di via Roma ad Arzer-Grande. 2 malviventi hanno colpito l'attività in centro paese nella notte tra l'8 e il 9. L'obiettivo era il registratore di cassa, un'azione veloce pianificata il cui bottino è di circa 1.000 euro. I 2 banditi hanno prima forzato la porta d'ingresso verso le 2 di notte, poi si sono diretti alla cassa centrale della farmacia senza rubare farmaci o altri prodotti. Dopodiché la fuga in auto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Piove di Sacco che hanno subito disposto i controlli nell'area. A setaccio anche le telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso il blitz dei 2 uomini incappucciati che sono poi scappati in auto. A disposizione degli inquirenti anche le telecamere di videosorveglianza del comune della Bassa Padovana, come conferma il primo cittadino Filippo Lazzarin. Ho sentito il titolare della farmacia, al quale ho espresso massima solidarietà e vicinanza per quanto accaduto. Il sistema d'allarme ha funzionato correttamente, i carabinieri sono intervenuti immediatamente e le immagini del sistema di videosorveglianza hanno mostrato che i malviventi hanno agito in una manciata di secondi. Ora il tutto è il vaglio degli inquirenti, speriamo davvero che i responsabili siano assicurati presto alla giustizia. E poi continua l'incubo dei bar, soprattutto dei bar a Treviso, alle prese con spaccate e razzie. C'è stato anche un altro colpo in un bar a Treviso, spariti il fondo cassa, il denaro anche delle lotterie e pure il monopattino di una delle titolari. Ancora un furto in pieno centro nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. È il bar Teatro Dolfina ad essere preso di mira dai malviventi e a scoprire il danno Roberta Bressan, contitolare del bar insieme alla sorella Isabella. Ha trovato lei la sorpresa, ha trovato la porta scassata per entrare e purtroppo tutto quello che hanno trovato hanno preso. Non c'era un fondo cassa così importante, però sono riusciti a portare via il monopattino di mia sorella, o perlomeno nostro, e quello che mi secca di più, tra l'altro, anche tutte le offerte dell'Advar e le lotterie che avevamo fatto per l'Advar e altre associazioni benefiche, per un totale di 300 euro. Una prima volta per questo esercizio commerciale che lascia l'amaro in bocca. Il negozio mio era la prima volta, che però considerando il periodo che stanno facendo, tutto il giro dei negozi, sinceramente stavamo aspettando anche noi il nostro turno, non siamo rimaste così sorprese, ecco, diciamo questo. C'è un'aria di sconfitta e rassegnazione, oltre che di impotenza, su quel che sta accadendo. Sì, perché vedo che in questo momento è preso d'assalto abitazioni, noi commercianti siamo molto presi di mira e non lo so il perché controlli, non controlli, questo non riesco a capire, però adesso vediamo i carabinieri cosa ci rispondono. Mi dicono che ci sono le telecamere dell'ufficio postale, ma bisogna capire se inquadrano fino a qui. Telecamere che invece il locale non ha e che non metterà, sempre per quel senso di rassegnazione. Alla fine sì, metti le telecamere, vabbè, io dico sempre, metti che li prendono, alla fine purtroppo la legge non tutela noi, pensi loro. È stato un Natale sottotono, conferma ancora la titolare, forse per quella paura che pervade un po' di più le persone. Secondo me la gente ha un po' paura ad uscire, ha paura uscire di casa per non trovare le sorprese a casa e ha paura probabilmente anche a muoversi. E non lo so, la città la vedo un po' spenta ultimamente, sinceramente. Sempre a Treviso, perché poi c'è anche, ma non è una questione solamente trevigiana, è una vicenda, un fenomeno che riguarda un po' tutto il Veneto e non solo, le violenze nei confronti degli autisti o di chi lavora sui mezzi pubblici. L'autista di una linea, la linea Conegliano-Pieve di Soligo, con una probabile mascella fratturata da un 23enne italiano noto alle forze dell'ordine che pretendeva di non pagare il biglietto.
Un pugno alla nuca, poi un altro in faccia, perché voleva viaggiare gratis sul bus. Il 2026 si apre ancora con un episodio di violenza ai danni degli autisti, ancora una volta presi di mira sulla linea 134 che collega Conegliano a Pieve di Soligo. Ad inizio settimana, intorno alle 10:30 del mattino, in via del Ruio, un 23enne italiano residente a Pieve di Soligo e già noto alle forze dell'ordine ha provato a salire in corriera senza biglietto. L'autista lo ha fermato dicendogli di farlo o in stazione oppure a bordo a prezzo maggiorato. Ma il giovane non ha sentito ragioni e ha sferato prima un pugno alla nuca e poi un secondo al volto, procurando all'autista una sospetta frattura della mascella. L'episodio è successo a Conegliano, ovviamente, di una persona che ovviamente non voleva pagare il biglietto, non è un nostro autista, un autista di una ditta che diamo in subaffidamento delle linee, per esempio la 134 ora in subaffidamento, e questa persona ha ritenuto di usare la forza piuttosto che l'intelligenza e quindi purtroppo ha aggredito l'autista. Le forze dell'ordine sono a conoscenza, sono intervenute in maniera veloce e quindi sono riuscite anche a mettere la persona nei giusti posti. Sul posto è intervenuta la polizia che ha denunciato l'aggressore per lesioni, resistenza pubblica ufficiale e rifiuto di esibire i documenti di identità. Il conducente è stato invece portato in pronto soccorso all'ospedale di Conegliano, da dove è stato dimesso con una prognosi di alcuni giorni e dove ha ricevuto la vicinanza dei colleghi e del sindacato. Noi trasportiamo 28 milioni di persone all'anno e ovviamente la maggior parte sono persone a posto che pagano l'abbonamento o il biglietto, ma ci sono qualcuno anche che pensa di fare le leggi per conto proprio e quindi questo non va bene. I numeri degli episodi di violenza del 2025 sono la rendicontazione finale. La situazione, dice il Presidente, è da tenere in grande attenzione, cosa che viene fatta anche grazie allo stretto rapporto con il Comando Provinciale dei Carabinieri. Ma quest'anno verranno introdotte anche le bodycam e bus di ultima generazione. Dovremmo introdurle soprattutto nei verificatori, li abbiamo già in casa, quindi sarà un problema solo di qualche giorno. Per quanto riguarda il discorso della sicurezza, aver comprato nel 2025 130 autobus e 86 sono prossimi nel 2026, vuol dire che tutti questi autobus sono dotati di tutti i sistemi di sicurezza. Ovviamente il principale è il panic button che permette di attivare in tempo reale tutte le telecamere, quindi in contatto diretto con le forze dell'ordine, quindi tutti i dispositivi che poi possono essere di garanzia per la guida dell'autista. Un ultimo break pubblicitario, poi ripartiamo dai primi importanti passi della nuova giunta regionale di Alberto Stefani, a partire dal progetto Gen Casa, il progetto regionale importante sulla casa, ma anche dalla riforma del commercio. Ripartiremo da qui fra pochissimo. Oggi oltre 8.800 immobili sono sfitti perché necessitano di manutenzione, di riqualificazione e di rigenerazione. Per affrontare questa sfida anche questa iniziativa può aiutare a rendere il patrimonio immobiliare sostenibile e soprattutto ad aprire questa forma di social housing che può portare dei grandi benefici al nostro territorio. Dare un'abitazione a chi lavora ma non può permettersi affitti sul mercato privato e non rientra nelle graduatorie dell'edilizia pubblica. Con questo obiettivo e con quello parallelo di recuperare le risorse per mettere mano agli alloggi popolari sfitti, il presidente del Veneto Alberto Stefani ha presentato Generazione Casa, il piano regionale che si prefigge di trasformare l'emergenza abitativa in un'opportunità di sviluppo. 50 milioni di euro già destinati in una prima fase dalla Giunta al tema casa. Generazione Casa è un'iniziativa di modifica della legge 39 sulla residenzialità pubblica, sull'edilizia pubblica del nostro territorio, che vuole permettere di sbloccare il social housing e quindi garantire a determinate categorie di persone che oggi non possono accedere a un immobile pubblico la possibilità di poterne fare parte e soprattutto di rendere tutto questo sostenibile. Parliamo di giovani, parliamo magari anche di soggetti più adulti ma che si prendono cura
di un familiare, oppure possiamo pensare a determinate categorie di lavoratori. Non solo una scelta di equità, dice Stefani, ma anche una leva di sostenibilità per le ATER che contribuirà al processo di manutenzione del patrimonio abitativo e di recupero di quello esistente e abbandonato, così da invertire un trend doppiamente negativo, quello che vede l'aumento degli alloggi vuoti da una parte e della dipendenza da contributi regionali e statali di molti soggetti dall'altra. Per istituire il piano, ha già annunciato il presidente della regione, occorrerà svincolare una parte degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a oggi inutilizzati per dedicarla a specifiche categorie di veneti, attivando, ribadisce, una nuova forma di social housing. A brevissimo approveremo il nuovo bando per i distretti del commercio con 10 milioni di euro, ma approvata poi la legge di bilancio ci saranno ulteriori risorse per iniziative. L'assessore alle imprese e al commercio del Veneto, Massimo Bitonci, ha le idee chiare. Il governatore Stefani l'ha voluto per un incarico chiave in una fase difficile per il tessuto produttivo e commerciale, tra costi energetici e concorrenza globale. Tra le preoccupazioni urgenti di Bitonci c'è la riforma del commercio. Riforma del commercio che l'anno scorso non è stata approvata, nella scorsa legislatura regionale, e quindi la norma è decaduta, quindi io la ripresento alle associazioni di categoria proprio martedì prossimo, il 20. Il tavolo sarà aperto non solo alle maggiori associazioni di categoria, ma anche a quelle provinciali, che potranno dare anche dei contributi iscritti. Questo sarà un lavoro molto importante perché è noto il problema, direi urgente, della chiusura di molti negozi di vicinato. Abbiamo visto i numeri della CGIA di Mestre, ma anche delle associazioni del commercio, una diminuzione importante, quindi la Regione sta lavorando per un sistema di tutela. Bitonci e la Giunta vogliono agire concretamente con un aumento delle risorse. C'è poi il grande tema del commercio online. Il grande tema è quello. Allora io sono sempre stato dell'idea, anche dal sottosegretario al Ministero delle Imprese, con la delega anche al commercio, che per contrastare l'online bisogna affiancare l'online, cioè non è possibile contrastarlo vietando, no? Questa è un'utopia. La Regione e Bitonci vogliono essere interlocutori diretti con i commercianti, organizzando i corsi di formazione per i commercianti. Dobbiamo fare in modo che ci siano gli strumenti attraverso la Camera di Commercio, attraverso la Regione Veneto, attraverso le associazioni di categoria. Siamo davvero in chiusura, prima però di lasciarci una notizia di cronaca che arriva proprio da Bassano, dal Bassanese, perché un cittadino domenicano di 32 anni di Romano De Zalino è stato arrestato dal commissariato di Bassano del Grappa per aver picchiato la moglie davanti ai figli minorenni. L'indagato ha reagito agli agenti dicendo: questa è una faccenda privata, pensate, e questa è la risposta dell'uomo che è stato arrestato dalla polizia, dal commissariato di Bassano del Grappa. Grazie per averci seguito, arrivederci.